Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando in queste puntate la fondazione delle colonie della Magna Grecia e di tutte le colonie che nascono con la seconda colonizzazione, il fenomeno che nel VI secolo a.C. attraversa un po' tutto il mondo greco per la nascita della Grande Grecia, della Nuova Grecia, del mondo greco come lo conosciamo noi oggi, appartenente un po' all'intero Mediterraneo, che va dalla Spagna fino al Mar Nero. Ecco, in questo contesto va fatto un approfondimento. L'approfondimento è come nasceva una colonia. Una colonia nasceva anzitutto da una città madre, chiamata Madre Patria. La Madre Patria era la colonia che dava l'incarico a qualcun altro di fondare la città. Ma perché si dava questo incarico? Perché queste persone erano di troppo? A volte sì. Perché queste persone erano in qualche modo, come dire, non più necessarie all'interno della città? Anche questo era uno dei motivi. Perché queste persone erano frutto di scandali o frutto di sentenze che dovevano essere comminate, come l'esilio. Ecco, per tutti questi motivi le persone partivano e andavano a fondare le città e venivano messe sotto la guida di un fondatore chiamato Ecista. Ecista letteralmente vuol dire il fondatore di case, il costruttore di case, colui che va e costruisce nuove case e fa nuove case. Un nobile, giovane solitamente, che prendeva in mano tutto questo insieme di persone e partiva per fondare una nuova città. Quando fondava una nuova città, cosa faceva l'Ecista? L'Ecista faceva in modo che in quella città si rispettassero le tradizioni, le culture, il calendario, il modo di fare le leggi, che era tipico della madrepatria. Per cui, a seconda della colonia, voi avevate un tipo di legislazione che era diversa in rapporto alla madrepatria che l'aveva originata. Due città, colonie vicine potevano essere profondamente diverse perché fondate da due madrepatrie profondamente diverse. Però, prima di partire, l'Ecista aveva un compito. E il compito qual era? Andare a scrutare il cielo. Cosa vuol dire scrutare il cielo? Andare dall'oracolo. L'oracolo di Delfi, questo era l'oracolo più importante dell'epoca, l'oracolo di Delfi era quell'oracolo che aveva la capacità di predire se l'esito di quella spedizione sarebbe stato fortunato o infausto, sfortunato. Un grande potere politico risiedeva a Delfi. Dietro la parvenza dell'oracolo i sacerdoti di Delfi controllavano la Grecia e controllavano lo sviluppo delle città della Grecia, perché a seconda dei loro pareri intere città venivano fondate o non venivano fondate, abbattute o cambiate, alcune destinazioni completamente trasformate. Come capite, dietro l'oracolo di Delfi c'era un potere che si stava via via sviluppando, il potere della classe sacerdotale, una classe che finora è rimasta prevalentemente in ombra, ma che da adesso avrà un ruolo nella Grecia significativo, non tanto perché interverrà politicamente su qualche tema, ma perché sarà la custode di tutte quelle tradizioni, di tutti quei miti, di tutti quei cicli epici che provenivano da Omero e che in qualche modo erano stati trasmessi attraverso Aedi e Rapsodi alla civiltà nuova, alla civiltà arcaica del mondo greco. Loro saranno i custodi delle tradizioni, per cui credere nella religione vorrà dire aderire alle tradizioni dei padri. Questo è il matrimonio che avviene alla fine di questa grande epoca di fondazione delle polisi di seconda colonizzazione, il matrimonio fra religione e tradizione. Fino adesso le tradizioni dei padri erano tradizioni civili che venivano seguite indipendentemente dalla religione, di cui non abbiamo ancora parlato. Da adesso in poi la tradizione religiosa si fa carico di custodire la tradizione civile, al punto tale che è difficile distinguere il civile dal religioso, il mitico dal laico. Proprio per questi motivi diventa molto interessante vedere cosa succede nelle città della Grecia. Lo scopriamo nelle prossime puntate di Storie.